Questa è per me la questione cruciale. Quando si dice no, ma noi come facciamo nel momento in cui le persone si trovano a pagare le bollette, le difficoltà, a chiedere l'addizionale o comunque a ragionare sul tema della fiscale? È esattamente il contrario, cioè perché ci sono tante regioni d'Italia, tante, che oltre ai contributi dello Stato ci hanno messo contributi delle regioni per aiutare la gente in difficoltà, perché ci avevano i soldi per farlo, e siccome i soldi non ce li regalano, purtroppo, con l'autonomia un giorno forse ne avremo tantissimi e allora potremo farlo, ma non sono solo le regioni autonome a fare questo tipo di cose, perché l'hanno fatto la Lombardia, voglio dire. Il punto si pone, cioè il punto è che noi nel momento in cui dobbiamo aiutare le persone non siamo in grado di aiutarle. Questo è il fatto politico rilevante che ancora una volta ci ritroviamo a discutere in questo momento.